Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per il nostro tema del giorno. Come avete già visto durante la nostra prima intervista, oggi dedicheremo tutta la giornata al Festival della Scienza di Verona, che lo scorso 12 marzo ha preso il via online con la sua seconda edizione dal titolo Rievoluzione. E questo cosa significa? Ce l'ha spiegato anche Giulia Zanetti. Il festival è uno sguardo verso il futuro in diversi ambiti, da quello tecnologico all'ambientale, dal biologico al culturale, che riesce a unire il concetto appunto di rivoluzione a quello di evoluzione. Quindi uno sguardo sì verso il futuro, ma sempre tenendo anche un occhio verso il nostro passato. Il festival proseguirà fino al 21 marzo, come dicevamo, con un calendario di eventi davvero molto ricco e disponibile per chiunque volesse partecipare virtualmente appunto sulle pagine Facebook anche del festival. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento con Caterina Boccato, astronoma, responsabile della didattica e divulgazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e membro del comitato scientifico del festival. Buongiorno Caterina. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, Caterina, innanzitutto partirei parlando di te, insomma, perché tu sei un'astronoma, insomma, quando e perché hai deciso di addentrarti in questa professione così particolare? Beh, questa è una domanda facile, ma bella, mi piace sempre rispondere, perché da bambina volevo fare l'astronauta. Sostanzialmente era questo il mio obiettivo primario. E ho continuato a insistere finché non mi sono comunque iscritta ad astronomia e non ho intrapreso questa strada. Crescendo, chiaramente ho capito che per fare l'astronauta bisognava avere delle doti, soprattutto un coraggio, diciamo, Certo. no? Un certo coraggio che a me, che non sono mai stata neanche una grande sportiva, non è che ci fosse così presente. Però ho comunque mantenuto questa passione per studiare il cielo, gli astri, i pianeti e quant'altro. Assolutamente. Beh, insomma, diventare astronauta è il sogno di ogni bambino, io credo. Insomma, però Sì. ti ci sei molto avvicinata, direi. Sì, ho cercato di mantenere quella strada, ma perché proprio era il fascino, in realtà non era, ho capito col tempo che non era l'idea di diventare astronauta, ma era proprio l'idea di studiare, di trovarmi nello spazio. Quindi io in qualche modo con la mente ci sono andata, con gli studi ci sono andata, e devo dire anche che viviamo anche in un momento in cui sono state fatte sempre più scoperte, basti pensare agli oltre 4.000 pianeti extrasolari, cioè pianeti che ruotano intorno a stelle diverse dal nostro Sole, che fino a 25 anni fa non si osservavano. Quindi viviamo in un momento esaltante, decisamente, da questo punto di vista. Certo, chiaro. Ecco, Caterina, tu sei membro del comitato scientifico del Festival della Scienza. Ecco, perché hai deciso di farti coinvolgere in questa avventura? Perché alla fine io ho studiato astrofisica, mi sono laureata, ma poi ho capito che mi piaceva comunicare questa scienza al pubblico, mi piaceva lavorare con le persone e per le persone. Quindi credo molto nella divulgazione scientifica e nella comunicazione, più che mai lo si vede adesso quanto importante sarebbe avere una buona comunicazione Certo, scientifica. concordo. E quindi è importante, e quindi i festival della scienza in generale sono qualcosa di estremamente importante. Io apprezzo moltissimo anche questo grande sforzo che hanno fatto le donne organizzatrici di questo festival, perché l'hanno fatto in una regione in cui, devo dire, la nostra regione, il Veneto, manca ancora questo tipo di realtà, ed è molto importante. Quindi ho chiesto e ho ottenuto immediatamente di essere ammessa nel consiglio scientifico. In realtà è la prima esperienza appunto per questo Festival di Verona, e quindi siamo ancora un po' in fase di rodaggio, ma mi pare che alla fine sia partito benissimo e con un sacco di iniziative importanti. Ecco, proprio agganciandoci a queste iniziative, insomma, che attività sta svolgendo INAF in particolare, insomma, al Festival della Scienza? Sappiamo che si è dato da fare già con diversi eventi, diversi incontri con il Sì. pubblico.
Sì, infatti abbiamo avuto dei nostri ricercatori e nostre ricercatrici presenti, che hanno già parlato, ma che si possono rivedere su Marte, l'esplorazione spaziale, e anche su quello che avviene, per esempio, nei grandi osservatori della Terra, in particolare quelli del Cile. Sono state delle presentazioni molto belle, molto, molto seguite, e una cosa che vorrei far notare è che c'è anche molta presenza femminile. Anche nel campo proprio dell'astrofisica. Siamo infatti in Italia, siamo il paese dove abbiamo la più alta percentuale di donne che fanno questo mestiere. Dico anche però, perché è giusto che anche per noi esiste il tetto di cristallo, cioè ci sono tantissime donne che intraprendono la carriera di astrofisica, poi ce ne sono molte di meno rispetto ai colleghi uomini che riescono ad arrivare alle posizioni apicali. Comunque, invece, per quello che ci aspetta nei prossimi giorni, avremo Stefano Sandrelli, mi pare la mattina di venerdì alle 9:30, che parlerà di 100.000 miliardi di pianeti, e Giacomo si sente solo. Giacomo sarebbe Giacomo Leopardi. Perché comunque come dicevo prima, è uno degli aspetti più interessanti della astrofisica di oggi, è la scoperta e l'osservazione di migliaia ormai di pianeti extrasolari, e chiaramente questo apre le porte anche a una serie di teorie sul fatto di trovare prima o poi anche un pianeta abitato o abitabile. Poi avremo anche Federica Duras, che è una nostra giovanissima astronoma, che invece presenta anche proprio che cosa facciamo noi per la scuola e per la società attraverso il nostro magazine mensile di didattica e divulgazione. E quindi abbiamo fatto, questo è già stato fatto però l'altro giorno, il laboratorio per i ragazzi delle scuole, fai l'identikit dell'alieno. Questo sembra fantascienza, ma in realtà è molto importante, è uno stimolo, no? Riuscire a capire come potrebbe essere un ipotetico alieno, Certo. per capire una serie di caratteristiche dei pianeti, la gravità, l'atmosfera, il tipo di sostanze che ci sono nell'atmosfera, quello che respiriamo, quindi fisica e scienze naturali sostanzialmente. Certo. Ecco, e per quanto riguarda il riscontro invece del pubblico, insomma, siete stati, avete avuto un bel riscontro su queste tematiche che sicuramente, insomma, hanno incuriosito molta gente? Assolutamente, ci hanno fatto anche i complimenti, quindi su questo devo dire che il festival si sta rivelando proprio una bella piattaforma su cui insistere, su cui restare, su cui investire per il futuro. Assolutamente sì, è molto importante. Poi chiaramente speriamo che il prossimo anno lo si possa fare in presenza, perché anche questo è un aspetto che chiaramente manca tantissimo. Se da un lato apre, diciamo, le porte a tutta Italia e delocalizza quanto si sta facendo, però come dicevo prima invece è molto importante anche per la nostra regione, e secondo me anche proprio per la città di Verona, avere un'iniziativa culturale di questo tipo. Assolutamente sì. Sì, l'abbiamo detto anche prima con Giulia, infatti la speranza è quella di poter tornare al più presto in presenza, poi chiaramente mantenendo anche la versione virtuale, la versione online che riesce a raggiungere veramente chiunque, però anche appunto tornare, insomma, a quel contatto visivo diretto che tanto ci manca, soprattutto in questi mesi. Caterina, noi ti ringraziamo per essere stata con noi oggi, grazie, in bocca al lupo per questo festival. Grazie a voi, arrivederci a tutti e buona giornata. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo e vi diamo allora appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona, e poi la nostra terza e ultima intervista per il nostro tema del giorno insieme a Claudia Flandoli. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.